Lo facciamo un applauso al Signore. Bello forte e scrosciante. Grazie Signore, amen. Alleluia. Vogliamo andare a leggere di nuovo questo brano in Giovanni, perché in questi giorni mi ha dato questa parola nel cuore. Oggi ero indeciso se parlare di questo o di un'altra cosa, e la vogliamo andare a prendere. Si trova in Giovanni allora, Giovanni 15. Io sono la vera vite, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via. Ci alziamo per favore, che è meglio. Amen. Amen. Quindi Giovanni 15, io sono la vera vite, il Padre mio è l'agricoltore, e ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più. Amen, fino a qua. Però non mi voglio soffermare troppo, sedetevi su questo brano, perché anche certe volte, sapete, si studia una parola una vita intera e non ci capisce niente. Cioè, non è che sia difficile, però perché Gesù fa la distinzione tra il potare e il tagliare? Chi se l'è mai chiesto? Tutte e due tagliare sono. Qual è il senso di questa parola? Perché dice una cosa di questo genere? Allora, certo, questo è il riferimento alla Chiesa, cioè nel senso che gli infruttuosi vengono messi da parte, quelli fruttuosi invece vengono tagliati pure. Dico, ma com'è sta storia? Non può essere. Taglia e taglia, che resce di sta vita? Niente. Ma sapete che cosa vuol dire? Ho capito una cosa, che ognuno di noi può essere anche questa vita, e Dio taglia nella nostra vita tutto quello che è male. Lo taglia, lo butta via. Deve restare in noi quello che dà frutto. Però poi pota, che significa? Che siamo noi invece che limitiamo il frutto divino. Il frutto è noi. Quindi il Signore, noi dobbiamo togliere quella parte che è un muro, che è una fortezza. E Dio ci dà questa possibilità di essere potati, cioè di togliere quella parte in noi che è un ostacolo. Cioè, certe volte noi facciamo, premesso che tutto quello che è sbagliato il Signore l'ha tolto, l'ha tagliato e l'ha tolto via. Amen? Siamo tutti convinti? Siamo nati di nuovo. Amen? Amen. Siamo nuove creature. Amen? Amen. Non siete convinti? Amen? Amen? Amen. Siamo nuove creature, quindi siamo nella fase fruttuosa, diciamo così. Allora, che cosa è la potatura? È mettersi in intimità con il Signore e iniziare come ve lo spiego? Cioè, ormai siamo nella verità, però questa verità in noi certe volte può produrre poco frutto. Ecco, magnifico. Se in noi c'è, ve lo leggo, se non ci credete, che l'ho preso nel cellulare. La prima lettera ai Corinzi, capitolo, ve lo potete segnare, capitolo 8, prima lettera ai Corinzi. Vi leggo gli ultimi due versetti. Ora, versetto 11. E così, a causa della tua conoscenza, sta parlando alla Chiesa, non a estranei, e così a causa della tua conoscenza perirà il fratello debole, e per il quale Cristo è morto. Ora, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Dio. E dice ancora, perciò, se un cibo scandalizza tuo fratello, ditelo insieme a me, se un cibo scandalizza tuo fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Vabbè, qua c'è poi un discorso che si parlava di carne agli idoli, però il discorso, dobbiamo attuare questa parola oggi ai giorni nostri. Che cosa vuol dire? Che cosa ci vuole dire il Signore? Che se noi procuriamo scandalo a un fratello, non a un estraneo, perché è normale fuori che ci siano scandali, perché il nome di Gesù è scandalo, è normale
che si voglia togliere la croce e Cristo, perché danno fastidio. Questo è normale, fuori è inevitabile. Mettetevi in santa pace, perché se non date scandalo per il nome di Gesù vuol dire che non state servendo Gesù. La gente si deve scandalizzare della croce, perché la croce è scandalo, punto. Poi ci sono quelli che vengono colpiti dalla croce, amen, muoiono sulla croce e risorgono con Cristo, alleluia, gloria a Dio. Non tutti si scandalizzano, però è normale che vi sparleranno per la croce, ok? Il problema è qua dentro, è tra i fratelli. Il problema è quello che quale parole stai usando. Cioè Paolo ci dice che se il mio atteggiamento può scandalizzare mio fratello, io devo limitare la mia libertà. Quindi il Signore deve potare in me, perché io devo dare frutto, e devo dare un frutto che non è solo quello che bello, che bello lo Spirito Santo, che bello lo Spirito Santo. Noi dobbiamo crescere nella conoscenza, ma più cresciamo nella conoscenza, più questa conoscenza ci deve dare la conoscenza di limitare la nostra conoscenza. Che significa, più io sono libero, più io posso limitare la mia libertà. C'è un altro esempio: Paolo aveva tutto il diritto di chiedere alle chiese di essere mantenuto dalle chiese. La sua libertà, lui nella sua libertà poteva dire alle chiese: voi mi dovete campare, ma sempre lui ha limitato la sua libertà rinunciando a quel vitalizio, ha preferito andarsene a lavorare. Perché? Perché non voleva che gli altri pensassero che lui proclamava il Vangelo gratis, diciamo così. No, gratis, proclamava il Vangelo a pagamento, ecco, perché veniva pagato, quindi il suo dovere era quello di annunciare il Vangelo. Ma siccome lui lavorava per i fatti suoi e quindi ci metteva di tasca sua, lui proclamava il Vangelo gratis, e questo suo modo di fare ha fatto sì che molti venissero alla fede. Al contrario. Va bene? La libertà, noi non dobbiamo prendere la libertà come scusa per fare tutto quello che vogliamo. È vero che questa parola ce lo dice nel senso largo della parola, cioè se noi siamo liberi non dobbiamo esporci alla tentazione, esporci al peccato, perché tanto siamo liberi, no? Ma la libertà è, limitare la propria libertà è qualcosa che è molto più vasto, perché se il mio parlare può dare fastidio a qualcuno, evito di parlare o cambio il mio modo di parlare. Ma Paolo è arrivato a un certo punto, quando vide tutti quegli dei, non è che si fermò e disse: pagani che siete, che è sto Dio, che è quell'altro Dio, che è sto Zeus, che è sta Venere, no, si è soffermato su quel Dio senza nome e da lì ha iniziato il suo discorso. Ma in quel suo discorso mai li ha condannati per le loro idolatrie. Ora mi direte: certo, vabbè, però esagerato, Carmelo, neanche noi condanniamo per le idolatrie degli altri, anche noi siamo prudenti. Ma qua non si tratta di prudenza, perché certe volte la nostra prudenza, noi scambiamo la prudenza con altre cose. Ma lasciamo perdere, il fatto è che noi dobbiamo avere la libertà di parlare tranquillamente, di essere aperti, ma nello stesso tempo il nostro parlare, la nostra apertura devono essere moderati. È come quando apriamo, si dice che il mondo dice: ma aprite le porte, fate entrare, no. Quale fate entrare? Calma, mettiamo una bella zanzariera che entra all'aria fresca, ma tutto quello che è sporcizia, insetti e topolini vari resta fuori, amen. Deve entrare l'aria fresca, perché noi dobbiamo essere rinnovati, ma non è che tutto quello che entra è buono, assolutamente, amen, siete con me? Quindi noi, ma così anche nei nostri pensieri dobbiamo mettere questo filtro. Guardate che la parola di Dio è variegata, molte cose sembrano che vadano in contrasto tra di loro, ma non è così, è perché a secondo la situazione la parola di Dio ci dà una verità. A secondo la prospettiva dei vari posti dove veniva predicata la parola, c'era un certo modo di parlare, e quel modo di parlare conquistava le persone, non c'era un solo linguaggio. Va bene, ce lo dice Luca, ad esempio, parlava con un pagano, ha scritto il Vangelo, e gli Atti degli Apostoli, che non erano per degli ebrei, quindi ha usato un linguaggio che era più idoneo a persone che non conoscevano le usanze ebraiche, anche se troviamo usanze ebraiche. Giovanni usa un linguaggio che è diverso, perché si rivolge ad altre persone. Ora, se gli apostoli hanno imparato a parlare
con le persone a secondo che avevano davanti, perché non lo dobbiamo fare pure noi? Noi dobbiamo dare sempre gloria a Dio, ma certe volte dare gloria a Dio si può dare anche senza parlare. No? Gesù quando lo hanno accusato non ha parlato. Amen. Ho perso troppo tempo in questo brano, però vi voglio dire una cosa, che anche ieri è stata una bella serata. Soprattutto per me è stata una bella serata. Io ho avuto... Ecco che cos'è la libertà. Ora ve lo spiego. Ieri chi c'era lo sa, io ho avuto anche un periodo di depressione, soprattutto quando ero alle medie, alle scuole superiori, ma anche alle medie. Depressione che era dovuta ai miei professori, soprattutto, ma non solo. C'era tutto qualcosa che concordava, non che mi mancasse l'amore dei miei genitori, ma c'erano molte cose che tra di loro cooperavano alla mia distruzione. In tutto questo, crescendo, sono cresciuto io con un pensiero in testa: quando vedrò i miei professori, glielo devo dire, ma non gentilmente. Il mio obiettivo era quello di distruggerli. No? Cioè, io volevo usare la verità non per liberarli e portarli a Cristo, ma volevo usare la verità per distruggerli. Può essere? Sì, può essere. Si può usare la libertà anche per distruggere. Quante volte noi diciamo... vabbè, non lo so, non sa cantare, no? Io posso dire a mio fratello Samuele: non sai cantare bene, cerca di allenarti a casa, no? Oppure ci posso dire: sei stonato come una campana, non cantare più perché non è cosa tua. La stessa verità, detta in modi diversi, può edificare o può distruggere. Amen. Ieri ho incontrato un mio professore e quindi quando l'ho visto faccio: ora che faccio? No, ce lo dico. Ero convinto che glielo dovevo dire. Però l'ho preso, gliel'ho detto, alla fine della seconda puntata, gli ho detto: sa professore, lei è stata una causa della mia depressione. Ma com'è possibile? Dice: ma lei che mi trattava bene, la verità ci desse. Però la perdono. E l'ho abbracciato. Va bene, lui, ho capito che... forse l'ho colpito dentro il cuore, però non è detto che abbia capito il senso. Però io non ho usato quella verità per distruggerlo, ma ho usato quella verità per fargli capire che forse poteva comportarsi diversamente, e comunque io l'ho perdonato. Dimmi. Io gliel'ho chiesto poi al professore come tu ti eri comportato meno, se ti eri comportato bene o ti eri comportato male, e lui ha detto: no, il monello sono stato io. Vabbè, ma è un monello. Mi dispiace, uno dei tre professori è morto, quindi non l'ho potuto perdonare in tempo. Mi riservo di perdonare la terza professoressa quando poi la incontrerò. Però vi posso dire che questo è il senso della libertà, questa è la potatura. Questa è la potatura, cioè il Signore deve far sì che quel frutto che io voglio produrre deve essere un frutto buono e abbondante, non deve essere un frutto scarso e acido. Amen? Ci siete? E c'è stata anche un'altra cosa che mi ha colpito ieri, anche un altro brano della Bibbia che uno lo legge tante volte, però poi non ci arriva a quel discorso, dove c'era il padre e il figlio che dice al padre: perché mi hai abbandonato? Perché padre Dio mio, perché mi hai abbandonato? E lo troviamo in Matteo. Se volete lo andiamo a leggere perché era la parola di oggi. Leggiamolo. Allora, lo troviamo. Dov'è? Allora, è Matteo 27, 46, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo dice anche Marco. Dov'è? Qua. Marco 15, 34 dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi
E anche lì c'è stata una specie di potatura unica nella storia, nel senso che come fa Dio a dividersi? Noi pensiamo a Dio come se fossero tre persone distinte, ed è vero, ma ci fermiamo là. Inconsciamente noi creiamo un Dio che non è monogamo, scusate, monoteista, va bene, ma politeista. Nella nostra mente c'è qualche cosa che sono tre cose diverse, ma in realtà è uno, nel senso che è inseparabile. C'è Dio, se manca Gesù manca Dio stesso, se manca lo Spirito Santo non c'è Dio. Un esempio che si può farci afferrare il senso dell'unità di Dio è il sole. Il sole ha energia, il sole ha luce e il sole ha calore. Se voi provate a togliere il calore al sole, non è più sole, non esiste più il sole, perché non c'è più il sole, non è più sole. Lo possiamo chiamare padella, ma non è più sole. Ok? Se voi togliete la luce non è più sole. Se voi togliete l'energia al sole non è più sole. E Dio è così, cioè se voi togliete Cristo da Dio non è più Dio, non esiste più, punto. Questo vale per tutte e tre le persone, quindi Dio è uno, questo non ve lo scordate mai. È come se io fossi spirito, anima e corpo, giustamente, ma se in me viene strappato via lo spirito, io muoio, non esisto più come persona. La mia anima continua ad esistere in eterno, ma non potete dire più che Carmelo può predicare. Carmelo non può predicare più, è morto, caput, non c'è più neanche nella sostanza. Se voi mi togliete il corpo, sì, resto lo spirito e l'anima, però non sono più io, è un'altra cosa. Mi potete sempre mettere dentro una bara, ma non c'è più Carmelo. Ok, Dio è uno, per cui come fa il figlio a separarsi dal padre? Come fa? Come fa il padre ad abbandonare il figlio? Se voi vi ricordate, verso l'ora sesta, quindi verso mezzogiorno, mentre Gesù era sulla croce, il cielo si è oscurato, calarono le tenebre così profonde che l'umanità non aveva mai visto, ma erano tenebre che erano solo in quel posto però. C'era una presenza tenebrosa perché il diavolo in quel momento stava caricando tutti i pesi dell'umanità sulle spalle di Gesù. Diciamo così che da mezzogiorno alle 3, perché Gesù è morto verso l'ora nona, verso le 3, tutto il peso dell'umanità si trovava su Gesù. Il Padre non può stare alla presenza del peccato, impossibile. Dio è santo, ma Gesù in quel momento non era santo. E vi dirò di più, tutto quel peso ha fatto sprofondare Gesù negli inferi, perché Paolo ci dice che è sceso sino agli inferi per andare a predicare. Anche lì. Quindi Gesù ha visto anche qual era il luogo degli inferi. E anche lì era separato dal Padre, qualcosa di spettacolare. Qualcosa di spettacolare, ma nello stesso tempo qualcosa che non si può spiegare. Come fai a spiegare che Dio si è separato? No? E ieri ho avuto questa illuminazione, è come se prendete Carmelo, strappategli il cuore, strappategli il cervello. Carmelo muore. Però Dio non muore. Amen. Questo cuore continua a battere e questo cervello continua a pensare, seppur sono separati continuano a essere connessi tra di loro, cioè quello che pensa la mente lo riceve il cuore, quello che succede nel cuore, il battito del cuore lo riceve la mente. Dio comunque viene strappato da questo corpo ma resta comunque connesso, non è mai una separazione totale. E quindi Dio ha fatto questa potatura per la nostra vita, nel senso che anche Lui ha dovuto potarsi, no? Per dare più frutto, anche Lui ha dovuto morire, no? Lui non si è tagliato, non era da buttare, Lui si è potato per dare più frutto, la sua morte ci ha dato più frutto, la sua morte sulla croce ha fatto sì che noi potessimo dare un frutto ancora più abbondante. La sua vita e la sua morte e la sua resurrezione sono per noi qualcosa che è spettacolare, è spettacolare. E vi dirò di più, Gesù è nato per sua volontà e per sua azione, in quanto Dio Lui ha deciso di nascere senza la volontà dell'uomo. Nello stesso tempo Lui è risorto nella stessa maniera in cui è nato, cioè per sua volontà. Lui è risorto per sua volontà, Lui è ritornato alla vita perché Lui ha deciso di ritornare alla vita
Nel primo caso ha vinto le forze della natura, perché è impossibile nascere senza padre e madre. Nel secondo caso ha vinto la morte, perché è impossibile che qualcuno risusciti dalla morte, ed è risorto per noi. Lui ha vinto le forze naturali per la nostra vita e ha vinto le forze diaboliche per la nostra vita. Amen. E ieri quasi piangevo mentre vedevo quel ragazzo che dava la sua testimonianza nel video. L'avrò visto 5-6 volte, non lo so, ma ieri mi ha colpito di più, perché dice delle verità che sono fenomenali. È impressionante, perché tu come fai a comprendere che quel Gesù che è sulla croce, che sembra che sia morto da infame, da debole, da un orreietto, in realtà ha subito la flagellazione, e anche questo a volte ci sfugge dalla mente, la flagellazione, che era una tortura terribile. Non era solo pigliare una frusta e frustare nelle spalle qualcuno, era molto di più, perché era una frusta che aveva diverse fruste, e alla fine di queste fruste c'erano dei cosi di piombo enormi che ogni volta che battevano procuravano non solo dolore ma sangue, laceravano la persona, arrivavano fino alle ossa. No, arrizzano le carni, cioè viene la pelle d'oca, ma soprattutto io pensavo che toccava a me e toccava a te, non fisicamente ma spiritualmente. La nostra morte spirituale è quando un giorno il mondo che muore subirà questo tipo di flagello. Quelli che non hanno accettato Gesù nella loro vita subiranno questo tipo di flagello, e mi è venuta una pena. E guardate, ieri sera pensavo anche un'altra cosa terribile nella mia vita, forse ho fatto troppo poco, perché pensavo ai miei nonni, e pensavo che i miei nonni che non hanno accettato Gesù stanno subendo questo flagello, e pensavo a tutti i miei avi a cui io purtroppo non ho potuto parlare. Ma lo capite che per l'eternità questi soffriranno qualcosa di terribile, e Gesù ci ha dato a noi la possibilità di evitare quel danno, quella cosa terribile. E ancora noi vogliamo pensare che Gesù è un'opinione, che Gesù è qualcosa che ancora dobbiamo ragionare, che ancora dobbiamo capire come parlare con le persone. Sicuramente noi dobbiamo togliere la vergogna dalla nostra faccia, perché Gesù non è vergogna, al contrario, Gesù non è vergogna. Dobbiamo essere prudenti, perché noi dobbiamo portare quante più persone fuori da quel flagello, fuori da quella situazione. E io mi sono reso conto che c'è una situazione terribile per molte persone, c'è una situazione gloriosa per altre persone, ma quelle persone che hanno ricevuto quella gloria non se ne rendono conto. E quasi non se ne rendono conto, come non se ne rendono conto quelli che invece sono nella situazione del flagello. Neanche loro se ne rendono conto. E noi tagliamo certe volte la nostra mente, noi non ci facciamo potare dallo Spirito Santo. Anzi, secondo noi la vita che dà frutto deve continuare a crescere, cioè quel tralcio che dà frutto deve continuare a crescere, perché è giusto così. In realtà non è così. Gesù ci vuole potare, vuole togliere da noi quella parte che è ancora poco fruttuosa, perché la sua linfa non può essere sprecata senza dare frutto. Noi abbiamo bisogno di essere potati. Certe volte guardate che anche Pietro ce lo dice chiaro: se Gesù ha sofferto, perché non dobbiamo soffrire anche noi? Se Gesù ha avuto delle sofferenze a causa di quello che era, perché noi dovremmo evitare quelle sofferenze a causa del nome di Gesù? Noi vogliamo la moglie ubriaca e la botte piena. Noi vogliamo avere il massimo senza niente, il massimo senza spese, il massimo senza sacrificio, il massimo senza ragionare. Noi vogliamo avere lo Spirito Santo senza conoscenza, che è sbagliato, e vogliamo avere conoscenza senza lo Spirito Santo, che è altrettanto sbagliato. La parola di Dio ci insegna che alla fede dobbiamo aggiungere la virtù, e alla virtù dobbiamo aggiungere la conoscenza. Guardate che la conoscenza non è cattiva, siamo noi che la facciamo cattiva. Certe volte anche la fede è cattiva. Non la fede che viene dal Signore, naturalmente. Amen.
Però diciamo di essere pentecostali. Chi è che dice che è pentecostali siamo? Amen. Alziamo la mano, non ci credete? Amen. Ricrediamo nello Spirito Santo. Quindi tutto quello che l'uomo può fare bene, Dio lo può fare meglio. Amen. Noi dobbiamo portare le persone a risolvere i loro problemi. Alleluia. Ma il problema del flagello lo può risolvere solo Cristo. Noi dobbiamo portare le persone a essere guarite, sanate, se è necessario anche gli facciamo la punturina nel sedere, va bene. Se hanno bisogno di fare la punturina non è un problema. No? Ci diamo la tachipirina, la suppostina, non lo so. Fate voi, va bene, ci sta. Dio ci ha dato un'intelligenza tale che possiamo usufruire di quello che è in questo mondo. Dicevo l'altro ieri dicevo a un collega quanto è terapeutica. Mi stai impappinando un attimino. Quanto è terapeutico il seme della mela? No? Mangiare i semi della mela fa bene all'intestino, perché Dio l'ha creato in quella maniera per noi. Però siccome a noi non ci piace quella cosa amara, noi la togliamo, ma in realtà facciamo male, perché tutto quello che è buono, che Dio ha creato per la nostra salute, certe volte noi lo scartiamo. Ci siete? Quindi ci sono delle cose che Dio ha messo nella nostra vita. Tutto era buono quando Dio ha creato ogni cosa, tutto era buono, era perfetto. Quindi perché non deve essere ancora buono? Amen. Però tutto quello che è sulla terra, di tutto quello che possiamo fare beneficio in questo mondo, Dio lo può fare meglio, molto di più. Perché la nostra conoscenza è e sarà sempre limitata, anche se è scritto che negli ultimi tempi la conoscenza crescerà, ma resterà sempre un limite. Dio è colui che conosce ogni cosa. Amen. Va bene, allora ci alziamo e preghiamo questo brano. Oggi devo parlare dell'ultimo Adamo, dell'ultimo capitolo di Giovanni, dove si parla della risurrezione di Gesù. Però siccome il discorso quello è più lungo, sentivo nel cuore questo anche perché me l'avete confermato voi. Il brano di Giovanni era importantissimo, Giovanni 15. Io so che il Signore vuole fare di più se noi gli diamo la possibilità non di servirsi di noi, ma di togliere da noi quella parte che non va bene. Amen. Di tutti e 12 apostoli, 11 sono rimasti fedeli. E non erano tutti conformi, ma erano tutti fedeli. Non pensavano tutti alla stessa maniera, ma tutti erano fedeli. E non erano fedeli tra di loro, anzi qualche volta si putivano e si scannavano, no? Ma erano fedeli a Cristo. C'è unità quando si guarda a Cristo. Amen. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per questo giorno, ti vogliamo lodare, ti vogliamo benedire. Perché tu sei degno, Signore, di lode, di gloria e di onore. Vogliamo, Signore, venire alla tua presenza, io ti voglio presentare questa vigna, Signore, questa sera. Questa vigna, Signore, dove tu hai tolto ogni tralcio cattivo e hai fatto fruttificare in abbondanza. Ti prego, Padre, nel nome di Gesù, dove è necessario pota, non avere paura. Che tu non hai paura, Signore, lo so. Sono loro che hanno paura della potatura, Signore. A loro dico non avere paura. Non è dolorosa la potatura, anzi è gloriosa la potatura. Perché la potatura ti dà la possibilità di avere più frutto, più gloria. Gesù è stato potato dal Padre e quella potatura ha dato ancora più frutto, ancora più gloria. Non ci poteva essere salvezza senza quella potatura. E ognuno di noi ha necessità di ricevere quella potatura per dare più frutto, più gloria al regno dei cieli. Oh Signore, nel nome di Gesù. Entra nella nostra mente, entra nel nostro cuore, Signore. A volte non capiamo, Signore. A volte non comprendiamo il valore del tuo sacrificio.
Limitiamo, Signore, tutto alla croce vuota. In realtà dietro quella croce vuota c'è qualcosa di più glorioso, di più grande, di più meraviglioso. E noi questo ci sfugge, Signore. Abbiamo bisogno di ritornare al Calvario. Abbiamo bisogno, Signore, di ritornare all'ora terza, all'ora nona, all'ora sesta, all'ora nona, Signore. Abbiamo bisogno di vedere quello che Tu hai fatto nella Tua vita per noi e quello che Tu hai invitato a noi, Signore. Sei benedetto, Signore. Quei chiodi erano per me, Signore. Quel flagello era per me, Signore. Quella corona di spine era per me, Signore. Quel sangue che gocciolava da quella croce doveva essere il mio, Signore. Eppure Tu hai fatto qualcosa di meraviglioso. Mi hai strappato da quella croce, mi hai tolto quella corona, Signore. E il flagello che era per la mia schiena è stato per la Tua schiena, Signore. E io voglio, Signore, questa sera che ognuno di noi prenda consapevolezza di questa gloriosa salvezza, di questa gloriosa verità, Signore. Questo deve essere quello che noi dobbiamo predicare. La salvezza, Signore. Intervieni con potenza, Padre, nel nome di Gesù. Vogliamo imitare Te, Signore. Su quella croce Tu non hai parlato, hai pregato nel Tuo cuore per il mondo intero. Vogliamo imparare a pregare, Signore, nella stessa maniera, perché non è la nostra forza che salva le persone, non è il nostro spirito che salva le persone, né le nostre belle parole, Signore, il nostro sguardo, le lacrime agli occhi, Signore, non salvano le persone. È il Tuo spirito, Signore, che salva le persone. È la preghiera che noi eleviamo a Te, Signore, che muove il Tuo spirito per la salvezza. Intervieni con potenza, Padre, nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù. Vieni, Signore, fortifica, Signore, la nostra preghiera, fortifica, Signore, la nostra fede, Signore, fortifica la nostra conoscenza, Signore. Noi vogliamo, Signore, che il Tuo spirito si espanda con forza. Serviti di noi, Signore, ma soprattutto e sopra ogni cosa facci uomini e donne di preghiera, Signore, in accordo alla Tua parola, affinché vengano salvati, Signore, le anime, nel nome di Gesù. Noi non vogliamo fare proselitismo per una chiesa, non vogliamo fare, Signore, proselitismo per questa chiesa. A noi non interessa riempire la chiesa. Il nostro obiettivo, Signore, è riempire il cielo. Te l'abbiamo sempre detto, Signore, e quello è il nostro obiettivo. Vogliamo che il diavolo rimanga povero. Vogliamo impoverire l'inferno, Signore, e vogliamo arricchire i cieli, Signore. Tu ci hai innamorati di Te, Signore, e noi vogliamo trasmettere questo amore alle persone. Al di là della conoscenza, al di là, Signore, della nostra bella faccia, del nostro bel vestire, Signore, noi vogliamo conquistarla l'amore di Dio. Vogliamo credere nelle persone, Signore. Vogliamo trasmettere che alle persone che sono davanti a noi vogliamo trasmettere che loro hanno un valore. Ai Tuoi occhi, che loro hanno un valore ai nostri occhi. Amen. Così come Tu ci hai guardato da quella croce, Signore, e non hai visto gente inutile, ma da quella croce ci hai amato mentre noi Ti schernivamo. Tu ci guardavi con amore e credevi nel valore che era in noi. Perché se Tu non ci credevi non saresti morto per noi, Signore. Col Tuo sangue ci hai comprato. Valiamo tantissimo, Signore, ai Tuoi occhi. Valiamo tanto quanto il Tuo sangue, Signore. Valiamo tanto quanto la Tua vita, Signore. Quindi abbiamo un valore immenso ai Tuoi occhi. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Signore.
Trasmetti alle nostre vite queste verità, trasmetti alle nostre menti, Signore, queste verità, trasmetti nei nostri cuori queste verità, Signore. Convinci i nostri cuori, convinci le nostre Trasmettile, Signore, con potenza nel nome di Gesù Cristo, Signore. In quel giorno nero, Signore, in quel giorno tenebroso, tutti i nostri peccati in quel giorno erano sulle tue spalle e tutte le nostre malattie erano sulle tue spalle, tutta la nostra povertà, quanto eravamo meschini, è tutto sulle tue spalle, Signore. E in questa sera, Signore, veramente nel nome di Gesù, ancora liberaci, Signore, dai pesi che abbiamo cari nel nostro cuore, Signore, che non vogliamo abbandonare, che vogliamo tenere stretti nella nostra vita, che ancora sì, Signore, ci danno fastidio e non vogliamo abbandonarli perché siamo convinti che quel peccato è nostro per l'eternità, per tutta la vita. Non è così. Quel peso nelle tue spalle non c'è più. Gesù l'ha tolto dalle tue spalle. Non mettere sulle tue spalle quello che Gesù ha tolto. Non mettere nel tuo cuore quello che Gesù ha tolto. Anche la malattia è una bugia. Non mettere nella tua vita la malattia, perché Gesù l'ha tolta. Abbi fede e credi questo, perché Gesù è potente da farlo. Glorioso sei, Signore. Sei glorioso, Signore. Muoviti, Signore, ancora nella nostra vita. Muoviti, Signore, ancora in questo momento, Signore. Vogliamo, Signore, elevare una lode vera, Signore, un ringraziamento sincero, perché nessuno ha potuto fare quello che hai fatto tu, Signore. Grazie Gesù. Nessuno ha potuto agire come hai agito tu, Signore. Glorioso sei, Signore. È degno, Signore, potente. Gloria a te, Signore. Il tuo sacrificio è stato perfetto per la mia vita. Il tuo sacrificio è stato perfetto per ognuno di noi, Signore. E noi non vogliamo rendere vano quel sacrificio perfetto. E non lo vogliamo rendere un pochino perfetto. Noi lo vogliamo completamente perfetto nella nostra vita, Signore. Nel nome di Gesù. Perché in quella perfezione la gente vedrà che siamo figli tuoi. In quell'amore potente vedrà che noi siamo figli tuoi. Gloria a te, Signore. Santo sei degno, Signore. Gloria a te, Signore. Benedetto. Alleluia. Gloria a te, Signore. Lodiamo il Signore. Lodiamolo con tutto il cuore. Apriamo la bocca ora in questo momento. Alziamo le mani. Signore, ti benediciamo ancora, Signore. Non vi sento, lodiamo il Signore. Lodiamolo con tutto il cuore. Grande sei, Dio eterno. Grande e potente, Signore. Grazie, Signore. Perché per quella croce, grazie, Signore, perché tu ci hai salvato, Signore. Grazie perché hai tolto dalla nostra vita ogni male. Grazie, Signore, perché tu sei glorioso e quella gloria è su di noi, Signore. Grazie perché insieme a te, Signore, noi siamo nell'alto dei cieli, seduti alla destra del Padre. Grazie, o Eterno, perché tu ci hai dato un figlio, l'unico tuo figlio, il più glorioso dei figli tra i figli. L'hai dato a noi, Signore, per la salvezza di noi stessi, Signore, per la nostra salvezza. Gloria a te, Signore eterno, perché hai rinunciato al tuo cuore e l'hai messo per noi questo cuore a nostra disposizione. Hai rinunciato al tuo figlio e l'hai messo per noi a disposizione nostra, Signore, per la nostra salvezza. Grazie, Signore eterno, perché quell'unica volta nella storia in cui tu sei stato diviso dal Padre, in quell'unica occasione sei stato perfettamente unito a noi.